Utilizzare le quote incassate dalle unioni montane per il rilascio dei patentini di raccolta dei funghi per far funzionare al meglio le stesse unioni. E questo è il ragionamento alla base del progetto di legge presentato in Consiglio regionale del Veneto. Attualmente solamente il 30% può essere utilizzato per le spese correnti delle unioni montane e il resto per il mantenimento del patrimonio boschivo. Oggi noi, dando maggiore autonomia alle unioni montane, avranno la possibilità di anno in anno di decidere come utilizzare questi soldi, quindi quanti soldi investire sul patrimonio boschivo e quanto invece utilizzare per il mantenimento della struttura. Si va a risolvere così un grave problema per le amministrazioni di montagna che a causa delle restrizioni degli ultimi anni avevano sempre più problemi a gestire le funzioni delle unioni montane. La montagna vicentina ha bisogno di grandi investimenti, perché la montagna vicentina è una montagna che ha grandi possibilità di crescita, grandi possibilità di investimento e soprattutto dobbiamo dare la possibilità agli enti locali e in questo caso l'Unione Montana di poter spendere al meglio le risorse ovviamente che hanno in cassa.